E restiamo a Dolo, dove questa mattina è andata in scena una pittoresca protesta dei comitati ambientalisti contro Veneto City. Sotto la neve pane, sotto il cemento fame! Un orto improvvisato di fronte al vecchio cinema di Dolo, dove il progetto di Veneto City viene presentato nei dettagli all'assemblea annuale di Apindustria. Fiori e frutta da contrapporre al cemento per rendere più chiaro il messaggio del manipolo di ambientalisti che ha organizzato la protesta. Che la terra vale molto di più del cemento e che il Veneto City non è il futuro ma è il passato. Per guardare al futuro e per uscire dalla crisi bisogna recuperare i veri valori, bisogna riscoprire la terra come bene comune, come bene essenziale per la vita. Il futuro non si gioca sulla cementificazione, sulla speculazione immobiliare, ma su altre scelte urbanistiche, sociali e culturali. Al posto del cemento e dei centri commerciali mettiamo campi di grano e ricominciamo a produrre da noi il nostro cibo, propongono gli ambientalisti offrendo ai passanti pane e soppressa. La vera via d'uscita dalla crisi è questa. Il pane che stiamo offrendo alle persone è pane prodotto con le farine che si coltivano il grano che si coltiva a Vetrego, nelle zone dove dovrebbe sorgere Veneto City. Noi abbiamo un progetto per il pane, per vendere il pane a chilometro zero nelle nostre zone con farine prodotte nel nostro territorio, non più che vengano da fuori.